Ben ritrovati a un nuovo lunedì, sempre in diretta intorno alle 21 da Chiavari Teatro Caritas. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Ciao Gloria. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo qualche novità, intanto siamo in meno, ma vi spieghiamo perché Giacomo è in collegamento, non potevamo, credo, non partire con questa bella notizia che in questi 2 giorni, insomma, circa 24 ore, un po' prima del tennis, Gloria. Esatto, dopo 47 anni, sono tanti, la Coppa Davis torna in Italia, grazie ai nostri ragazzi che hanno battuto per 2-0 l'Australia, possiamo dire quindi un bel risultato. Non solo tennis però, anche la MotoGP, Bagnaia con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Valencia e si è aggiudicato appunto il premio di campione del mondo per il secondo anno consecutivo, quindi un weekend ricco di soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Ecco, allora prima di andare col calcio, con queste belle immagini rosse, ieri in effetti Luca sei stato alla TV oppure sì, no? Prima tennis e poi moto. Senz'altro, sì. Avevo le gare a Rapallo di nuoto, poi però quando sono arrivato a casa ho visto il Gran Premio di moto, la Coppa Davis, quindi diciamo serata sportiva. Sì, soprattutto poi la Coppa Davis e l'emozione, perché io mi ricordo questo, che 47 anni fa ce l'avevano data in differita la trasmissione della Coppa Davis. Dal Cile, tra l'altro. Dal Cile, perché esatto, per il fuso orario era andata in differita e Guido Oddo aveva detto subito come era partita la trasmissione, come era andata già, come era il risultato. La Gloria non si ricorda. No, non può ricordare. Almeno io mi ricordo così, se mi ricordo male ditemelo, ecco, però io sono convinto che era andata in differita, quindi Guido Oddo ci aveva tolto un po' l'emozione di vivere la vittoria in diretta, invece in questo caso finalmente abbiamo potuto emozionarci, ecco, per tutta la sera, ecco, praticamente. Hai visto Sinner ieri? Ho visto anche Sinner, sì. Ah, però, sì, allora sì, non solo calcio. No, non solo calcio, diciamo più calcio, ma anche in questi casi anche il tennis, ci mancherebbe altro. Super soddisfatta, penso come tutti, di questo grande risultato e diciamo che anche Sinner se l'è meritato dopo l'ultima gara non è andata al meglio, però... E parleremo questa sera di tennis perché abbiamo un rappresentante che lo interpreta molto bene come famiglia da tanti anni. Andiamo sul calcio. Però andiamo, esatto, come sempre un check sulle nostre squadre liguri, partendo dalla Serie A, dal Genoa che è caduto in casa del Frosinone per 2-1 grazie appunto al Frosinone che ha vinto nel recupero. Passando invece alla Serie B, il derby ligure tra Samp e Spezia è terminato 2-1 per i blucerchiati grazie alla doppietta di De Paoli, un derby reso ancora più particolare possiamo dire dallo scontro familiare all'interno delle due squadre. Appunto si sono sfidati 3 fratelli Esposito e il fatto che appunto 3 fratelli giocassero contro non capitava dalla fine degli anni 80 circa, quindi una cosa anche molto particolare. Per quanto riguarda invece la Serie C, tra l'altro sì. Penso che non tutti lo sanno che 3 fratelli Esposito, i 3 fratelli Esposito, 2 esatto. nello Spezia, 2 dello Spezia e Salvatore nel... Sarebbe bello averli qua una Samp. sera, chissà, magari proviamo. Mai dire mai, esatto, ci si prova. Invece per quanto riguarda la Serie C, il Sestri Levante ieri non è riuscita a vincere, ha portato a casa solamente un pareggio, 2-2 contro l'Olbia, mentre invece l'Entella è riuscita a portare a casa 3 punti contro il Pontedera grazie alla rete su rigore di Zamparo. Sì, peccato per il Sestri Levante che proprio alla fine, al 90esimo, ha preso questo gol del pareggio che è andato in vantaggio, poi 1-1, 2-1, peccato. Invece per la Virtus Entella un bellissimo risultato, era molto importante. Esatto. E andiamo un pochino in piscina, facciamo Prorecco continua a vincere col Brescia che poteva essere in difficoltà. Siamo alla 9ª giornata nel campionato maschile, sia in quello femminile di A1. La Prorecco continua a vincere, molto bene il Savona che è al secondo posto a 3 punti dalla Prorecco, quindi sta giocando veramente un buon campionato. Chi è un po' in difficoltà purtroppo è un po' il Camogli che sta pagando forse anche un po' più del previsto lo scotto del salto dalla 2 alla 1. Ecco, la novità mi sembra quest'anno che il Savona prenda un po' il ruolo del Brescia che per tanti anni ha mantenuto. Il Savona si è rinforzato parecchio perché ha preso alcuni ottimi giocatori come Figlioli, come Pietro Figlioli dalla Prorecco, quindi senz'altro è una squadra decisamente forte e lo sta dimostrando in vasca. Il Brescia ha cambiato tanto quest'anno, quindi probabilmente ha giocatori molto forti, però probabilmente l'amalgama nella pallanuoto
sport che conta senz'altro tantissimo, deve ancora venire, ecco, insomma, poi hanno comunque gli impegni di campionato, di coppa, quindi insomma non è nemmeno facile, avendo tanti impegni che si susseguono così da vicino, riuscire insomma poi a trovare, diciamo, le misure migliori all'interno della squadra. Bene, allora, dopo questa anteprima, che come vedete abbiamo spaziato dal nazionale al locale, prendiamo posizione e poi presentiamo anche il collegamento. Facciamo una carrellata. Andiamo. Gloria davanti, intanto io presento gli ospiti che abbiamo qua. Dicevo che parleremo di tennis e lo facciamo con Marco Bock, che è del Centro Sportivo Le Mimose di Sestri Levante. Buonasera. Una famiglia dedicata a questi sport e ne parleremo con Marco. Poi a seguire abbiamo i maratonetti del Tigullio, qua rappresentati da Giampaolo Roggero, che è presidente, e Giuliano Canepa, vicepresidente. Poi avrete sentito che abbiamo dei campioni di ballo, no? Ballo di Dina e Nicole, che da qualche settimana l'hanno vinto con la società ASD Mauri Sport, che qua questa sera c'è un gruppetto, ma loro non sono presenti, abbiamo un servizio e ci aiuterà un pochino in questo sport qua con noi Giulio Bagliani. Poi la Virtus Entella qua questa sera con gli Under 11, Matteo Menini che è l'allenatore, Marco Abati che è dirigente accompagnatore. Abbiamo la squadra Under 11 dell'Entella, questi ragazzi fantastici, un grandissimo applauso anche per loro. Passando poi alla società ASD Mauri Sport di ballo. E per finire in blu i maratonetti del Tigullio. Allora vediamo se riusciamo a salutare anche Giacomo, intanto magari iniziamo un giro veloce appena Giacomo pensate è nel campo di San Martino a Cogorno, San Salvatore, per appunto in casa della Cogornese. Questa sera sta facendo allenamento la Cogornese. Appena sarà presente andiamo subito con i saluti. Eccoci, vediamo se... ciao Giacomo. Ciao Roberto e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Siamo qui dal campo San Martino di Cogorno a San Salvatore e qui con me c'è Luca Pinasco che è dirigente della Cogornese. Intanto brevemente a tutti. Come sta andando questa stagione che diciamo è iniziata da poco? Allora, il campionato era iniziato abbastanza bene per noi perché stavamo facendo dei buonissimi risultati e adesso sono un po' di partite che stiamo facendo un po' fatica, veniamo da 2 sconfitte consecutive, non è un momento positivissimo, abbiamo dei problemi soprattutto a livello di disponibilità perché ci sono tanti ragazzi infortunati che hanno altre problematiche. Dobbiamo lavorare, cercare di risalire la china per invertire un po' il trend che ultimamente è negativo. Ecco. Prima categoria non è un campionato semplice sia per il livello sia perché comunque sono persone che lavorano, che studiano, è difficile unire tutto. Assolutamente, nei campionati tantissimi più si scende, più queste problematiche sono all'ordine del giorno. Ci sono ragazzi che lavorano, che studiano, che hanno famiglia, che quindi magari la loro disponibilità è sempre comunque condizionata da queste situazioni. Noi quest'anno siamo partiti con una cosa di 31 giocatori, purtroppo però problemi lavorativi o di studio, famiglia non stanno condizionando tanto quanto stanno condizionando gli infortuni, perché in questo momento ci troviamo con 16-17 giocatori disponibili su 31 e sinceramente è un numero abbastanza anche un po' assurdo, diciamo, ecco, però purtroppo gli infortuni fanno parte della storia di una stagione, quindi ci dobbiamo convivere.
Ecco, lasciando stare un attimo le cose di campo, nel 2024 avete diciamo, un'importante data per la Cogornese, che possiamo dire è una società storica del nostro... Sì, 2024 andremo a compiere 60 anni di storia, una società che è nata nel 1964 da ragazzi diciamo, di Cogorno che per pura passione, per pura voglia di emulare i più grandi hanno fondato una società calcistica e la nostra è una società abbastanza, posso anche dire, un po' anomala perché comunque buona parte dei dirigenti sono ancora quelli che hanno fondato la società. Abbiamo come nostra cultura quella del radicamento del territorio, quindi ci teniamo che non tanto chi gioca, perché ovviamente non possiamo pretendere che a giocare siano tutti quelli di Cogorno, perché non abbiamo questo grosso talento a Cogorno, però a livello dirigenziale, a livello comunque di gruppo puntiamo tantissimo sul territorio ed è una società che fortunatamente fa calcio, fa sport federale da 60 anni consecutivamente, sempre con la stessa matricola, con lo stesso nome, non ha mai fatto fusioni, mai interruzioni diciamo temporanee. Siamo gli stessi da 60 anni e per noi è un vanto perché comunque è un qualcosa di abbastanza nobile nel panorama dilettantistico ligure, ma credo anche a livello nazionale. Ecco. Io ringrazio Luca Pinasco e se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Sì, Giacomo, ci sentiremo fra un quarto d'ora, 20 minuti. Benissimo, da Cogorno. Allora, andiamo, abbiamo iniziato parlando di tennis e lo facciamo con Marco, perché veramente il centro sportivo Le Mimose Sessi è un grosso, da tanti anni un riferimento e insomma tutta la famiglia, voglio ricordare papà Renato che ha dato tantissimo, Marco? Sì, grazie Roberto. Noi siamo partiti nel 1989 come centro tennis Le Mimose, però negli anni il sogno di mio padre e anche il nostro era quello di portare un polo sportivo a Sessi Levante. Quindi abbiamo introdotto i campi da calcio a 5, nel 92 abbiamo portato l'erba sintetica, poi nel 96 abbiamo costruito il primo campo da squash. Poi papà è mancato 6 anni fa, nel 2017, noi figli con la mamma, con la Carla, abbiamo cercato di portare avanti il discorso di papà, quindi quello dell'innovazione, e nel 2018 abbiamo messo il primo campo da padel a Sessi Levante. Per quanto riguarda il tennis, Roberto, ovviamente è una grossa soddisfazione. Noi comunque portiamo avanti il discorso del tennis da anni, anche se abbiamo fatto l'evoluzione del centro sportivo e quindi siamo felici per la vittoria della Davis e comunque è un movimento che si sta sviluppando perché la Federazione Italiana Tennis e Padel sta lavorando molto bene da qualche anno. Ecco, direi facciamo un applauso alla famiglia Bo e in particolare a papà Renato che ha fatto giocare a tennis tantissime persone, tra cui anche il sottoscritto. Bene, naturalmente ritorneremo, come avete visto ci sono qua la racchetta da padel, da tennis, da squash, faremo una carrellata su questi strumenti. Invece dal tennis, Giampaolo, un flash sui maratoneti, vediamo sempre... Insomma, qualche persona, poi magari uno non identifica i maratoneti o meno, ma è un'attività molto sentita dalle nostre parti, no? Sì, assolutamente sì. Intanto i maratoneti quest'anno hanno fatto un compleanno importante, 40 anni della nostra società, e abbiamo cercato di onorare al meglio questo evento, dedicando proprio tutto l'anno come dire, al festeggiamento di questo evento, con una mostra fotografica, con un convegno sullo sport e naturalmente abbiamo mantenuto i nostri eventi sportivi che sono la Marcia di Chiavari, la corsa sul Penna e quella del 1° di novembre con la 10 km. Quindi anche mantenere comunque queste attività durante l'anno è comunque impegno da parte di tutti noi e si riesce a fare questo lavoro soltanto quando c'è un gruppo, c'è una squadra, ci sono persone che si dedicano a partecipare a questa crescita della società
E quindi questo è un vanto per tutti noi perché siamo tutti, come dire, coinvolti nella crescita della società. Quest'anno abbiamo raggiunto un appuntamento importante, soprattutto anche dal punto di vista dei tesserati. Ecco, benissimo. Sentiremo poi anche il vicepresidente, invece Giulio. Insomma, hai una bella coppa, prendila un po'. Bisogna dare insomma, un applauso a Dino e a Nicole. Che soddisfazione è quando nella propria società, per voi che fate questo sport, il ballo, due vostri istruttori diventano campioni del mondo? È una bella sensazione, cioè essere... insomma, coinvolto un pochino tutti, essere allenato da un maestro che ha vinto una coppa molto importante è anche molto bello. Ma se l'aspettavano loro, pensavano di essere così forti oppure è stata una sorpresa? Cioè, allora, per me è stata una sorpresa, però per loro non lo so. Cioè, è un po'... Ecco, però... Giulio, poi ci facciamo aiutare perché siamo andati a fare il servizio, siamo venuti da voi in Corso Lavagna a Chiavari, dove avete insomma la palestra, l'attività, e andiamo a sentire, poi finiamo appunto parlando con loro. Passiamo al grande calcio qua con Matteo Menini, che è l'allenatore dell'Under 11, Virtus Entella, insomma, ma sono così bravi anche in campo? Guarda come sono stati finora all'inizio, però sono... Cosa dici, Matteo? Sì, dai, sono bravi anche in campo, ora si lavora, si migliora ogni giorno e hanno un percorso davanti di qualche anno e si aspettano e vediamo come cresceranno questi ragazzi. È un'età 11 anni, no? Cioè, è importante come età, mi sembra, no? Fondamentale, l'età d'oro. Fondamentale. Sì, è l'età più importante questa, dove si formano anche a livello caratteriale, insomma, non solo a livello calcistico, iniziano le prime regole a livello di gruppo, insomma, ci sono tante cose anche da imparare oltre quello che si spiega nel campo di calcio, ecco. Ecco, perciò insomma, l'allenatore è ancora più importante che sia insomma, bravo. Sì. Tu sei una persona esperta, no, di questo settore. È 9 anni ormai che facciamo con sempre il l'Under mio staff, sì, questa leva qua. Sì, allora siete fortunati che avete un grande allenatore. Bene. Gloria. Andrei subito a sentire i nostri ragazzi, visto che parliamo di calcio, passerei subito la palla a loro in tutti i sensi. Allora, qua ridono e scherzano. Allora, noi andiamo subito da Daniel. Daniel, allora, tu in che ruolo giochi e da quanto tempo giochi a calcio? Allora, io gioco difensore, gioco a calcio da 7 anni. E il campionato come sta andando? Così cerchiamo di migliorare ogni giorno, di aiutarci uno all'altro e di fare sempre meglio. E il mister com'è? Bravo? Bravo. Bravo. Sentirei anche un maratoneta da quelle parti, che vedo che sono abbastanza numerosi. Andiamo dai maratoneti, andrei subito da Enrico Medone. Enrico, buonasera. Allora, parlando Enrico prima mi ha detto che lui è un appassionato appunto di corsa. Da quanto tempo corri e com'è nata questa... Perché? Perché la corsa? Ma corro da 10 anni. E tutto è nato da una cena di ex colleghi e ho conosciuto un ragazzo che era appena ritornato dalla mezza maratona di Budapest, ne parlava in modo molto entusiasta, mi sono fatto coinvolgere, sono stato folgorato da questa, mi sono fatto consigliare e il giorno dopo ho comprato le scarpe e non mi sono più fermato. Una dichiarazione d'amore, diciamo.
Roberto, per chiudere il cerchio, se sì. siamo lì tutti, allora andiamo subito. Perché devi sapere che loro lo sanno sì e no, però alla fine poi ci sarà un'esibizione, dovranno ballare qua, d'altronde se Dovranno fanno scuola ballare. di ballo. Prima li facciamo parlare, però loro Ecco. sono Lucia e Lorenzo, ballano insieme da un paio di anni. E voi anche, com'è nata questa passione per il ballo e soprattutto perché il ballo, il latinoamericano, comunque è una cosa abbastanza di nicchia, adesso si sta molto rilanciando, ma come mai avete iniziato questo ballo? Io ho iniziato 7 o 8 anni fa perché mio cugino già ballava da tanti anni e quindi ho deciso di iniziare anch'io. Io ho iniziato che avevo solo 9 anni, prima ballavo a Santa Margherita, poi tramite sui social, quelle cose lì, ho trovato proprio questa scuola qua a Chiavari e io ho continuato con loro. E come vi trovate insieme come coppia? Buono, dai. Buono? Ci risentiamo allora più tardi. Coinvolgerei anche il dirigente della Virtus Entella Under 11 che è Marco Abati. Che cosa significa un secondo papà insieme al mister? Diciamo fare il dirigente è un completamento a quello che fa il mister e che fa lo staff, perché noi ci occupiamo diciamo, di tutta la parte amministrativa o stare dietro a tutte le loro esigenze, anche la parte diciamo che mi ha coinvolto molto perché per me è il primo anno, non ho mai fatto una cosa del genere, quindi sto cercando ancora di imparare, però i materiali, le attrezzature, un po' diciamo coinvolgente in questo, quindi sto cercando perché oltre loro ho anche un'altra leva, quindi inizia a essere un po' diciamo impegnativo, la giornata è abbastanza piena, ecco. Poi penso che tengono svegli, no, questi ragazzi. Sì, no, loro poi ci sono i genitori che li supportano tanto, infatti vedo che li seguono tanto, quindi anche da loro abbiamo una grossa mano. Poi andremo a sentire qualcuno, farei ancora intervenire il vicepresidente dei Maratoneti che è Giulio Canepa. Giuliano, scusa. E, insomma, ti ho sempre visto correre nei Maratoneti, o no? Beh sì, sono 25 anni. Ecco, appunto. Sì. Ho iniziato, anch'io giochicchiavo a calcio, poi a 47 anni mi sono rotto una costola con un infortunio completamente fortuito e ho deciso di cambiare sport, ho cominciato a correre e come dice Enrico ho comprato le scarpe, ne ho comprate tante paia e non ho più smesso. Ecco, qualcuno? Chiediamo a Giuliano quante maratone ha fatto, perché siamo abbondantemente sopra le 150, quasi. E ne ho fatte 184. 184 maratone, non è da tutti riuscire a farle. Assolutamente. Domenica vado a Sanremo, spero di fare 185. Non vai al festival, vai a Cifra tonda, 185. Bene, parlavi di scarpe che ne hai comprato tante, no? Noi in regia l'altro giorno dicevamo, qualcuno, Francesco, diceva, ma che scarpe bisogna tenere? Cioè ognuno avrà la sua, come un po' la racchetta del tennis oppure no? Sì, ci sono tante marche di scarpe che grosso modo, secondo me, poi alla fine si equivalgono perché dai tempi in cui si correva con le Superga piatte che facevano venire il mal di schiena, arrivare adesso c'è stata un'evoluzione positiva fortissima. Poi in seno a queste scarpe ciascuna marca ha scarpe da trail, cioè che significa correre sullo sterrato, scarpe da strada, sull'asfalto. Poi... Ecco, le vediamo inquadrate, penso le tue. Le tue quelle che sono? Queste sono delle vecchie Asics che ormai non uso più per correre, le uso così per camminare normalmente. Non corri con no, ormai no, perché hanno un periodo, diciamo così, dopo un certo numero di chilometri perdono l'ammortizzazione e conviene, per non avere disturbi alla schiena, comprarne delle nuove. E invece quella del Presidente? Sì, dunque questa qua è una scarpa, la si usa anche per correre, io non la uso per correre. Come diceva Giuliano, sono delle scarpe che hanno una scadenza, normalmente sono 600 km.
600 km si fa presto a farli. Purtroppo, molto Beh, presto. è una spesa, voglio No, dire. mediamente perché sono 4 scarpe all'anno. 4 scarpe? Sì, 2 mesi e mezzo, 600 km si fanno in una tabella normale. Sono Luca, scarpe che mi possono sa esserci... che, insomma, Possono essere scarpe un pochettino più sei coinvolto tu sì, con le spese delle scarpe. Sì, senz'altro. Però per chi corre le scarpe sono l'unica spesa, perché non devi prenotare campo, non devi avere attrezzature particolari, solo le scarpe, un paio di calzoncini. Forse poi per salvaguardare le articolazioni, tutto, la schiena, è giusto comunque che quei soldi si spendano e via. Certo. Visto che, come diceva giustamente Giuliano, è l'unica spesa, praticamente è giusto farla in modo corretto. Ecco Luca, visto che hai il microfono, andiamo un po' campionato di A2, una panorama. Allora, diciamo intanto che parliamo un attimo della 1 femminile, che noi la trascuriamo, però c'è Rappallo che è secondo in classifica, sta giocando un ottimo campionato, siamo arrivati alla fine del girone di andata e quindi un Rappallo al secondo posto dietro all'Equipe Orizzonte a 27, sta giocando il Rappallo veramente un ottimo campionato. Nell'ultima partita la Bianconi ha fatto 9 gol su 15, hanno vinto 15-13, quindi diciamo stanno giocando veramente un bel campionato, ecco. Questo per la 2 femminile. Ricordiamo che le nazionali si sta giocando a ritmi molto serrati, i campionati stanno giocando della 1, stanno giocando a ritmi molto serrati, perché poi ci saranno i campionati europei a gennaio, poi i mondiali e poi si arriverà d'estate alle Olimpiadi, quindi che sono impegni per la pallanuoto importantissimi. Per la 2 diciamo che Chiavari ha vinto una bella partita a Padova, quindi ha raggiunto 7 punti, sta piano piano la squadra prendendo diciamo la forma migliore, quindi cominciano ad arrivare le vittorie. Lavagna si è fatto raggiungere di nuovo negli ultimi secondi, anche sabato scorso con l'Arenzano, come era già successo un po' a Chiavari, nell'ultima azione ha preso gol proprio a pochi secondi dalla fine e quindi ha finito in pareggio. Quindi adesso il Chiavari ha 7 punti in classifica e il Lavagna a 6. Prossimo turno Chiavari giocherà in casa contro il President Bologna, che ha un punto in classifica, non dovrebbero esserci problemi, e Lavagna invece andrà a Bogliasco a giocare con la prima in classifica. Infatti il Bogliasco comanda la classifica insieme alla Florenzia con 12 punti a punteggio pieno, e sarà per il Lavagna una partita un po' la prova della verità, ecco, nel senso che lì si potrà veramente capire quale potrà essere il cammino della Lavagna, se giocherà una buona partita, riuscirà a strappare, non dico la vittoria, ma almeno un pareggio, allora potrà fare un campionato senz'altro di vertice, da protagonista. Se invece dovesse, visto la forza del Bogliasco, uscire sconfitto, a quel punto, una metà classifica andrebbe bene. Insomma, un po' la partita che dovrebbe dare la misura, ecco, della forza del Lavagna. Ti ha detto che il Chiavari ha superato il Lavagna. Sì, è perché il Chiavari ha vinto, quindi ha fatto i punti necessari per superare il Lavagna, e quindi il derby si accende ancora di più, ecco, il derby tra le due squadre si accende ancora di più. Ecco, andiamo, visto che siamo nelle prime squadre, c'è di nuovo pronto Cogorno, mi sembra, ancora un minuto con Matteo. Un flash sulla Virtus Entella prima squadra. Non so se tutto il settore giovanile segue la prima squadra, è interessato, la segue. Penso di sì, no? Penso di sì. Ecco, che notizie ti sei fatto di queste? Vabbè, è stata una vittoria fondamentale. Beh, sicuramente sì, una vittoria importante. Speriamo che sia l'inizio di un cammino che ci porti a riprendere un pochino il percorso che abbiamo fatto in questi anni, ecco. La partenza non è stata facile, capita a tutte le squadre, ecco. E in tutti gli sport. In tutti i campionati, in tutti gli sport, quindi c'è stato un cambiamento e è giusto anche aspettare che... C'è anche tanto tempo, il campionato, no? Certo, ecco, sì, perché sì, poi vedo che è anche abbastanza stretto, 2 vittorie e arrivi su nelle prime. Sì, assolutamente. Bene, allora vediamo per il calcio se riusciamo a collegarci. Ho visto forse nei monitor
Giacomo a San Salvatore con la Cogornese, vediamo un attimo. Sì, buonasera di nuovo. Adesso siamo con Luca Bonventi che è dirigente ed è qui alla Cogornese da 14 anni. Intanto brevemente, perché non voglio, 14 anni sono tanti, ma come hai visto cambiare questa società e in generale anche il calcio dilettantistico locale? Buonasera a tutti innanzitutto. Ma il cambiamento, diciamo in questi 14 anni io posso dire che sono cresciuto come dirigente in questa società qua, cominciando come preparatore dei portieri. È stata un'evoluzione continua negli anni ed è stata un'evoluzione positiva perché la squadra ha sempre cresciuto e ha sempre raggiunto obiettivi ogni anno sempre più importanti. Infatti quando sono arrivato io eravamo in seconda categoria e dopo 2 o 3 anni siamo riusciti a centrare la promozione in prima e a oggi siamo sempre in prima categoria, quindi vuol dire che c'è stato un'evoluzione a livello societario perché ha voluto crescere e un'evoluzione all'interno del gruppo che poi si è trasformato negli anni perché si sono sovrapposti dei gruppi, i famosi zoccoli duri, che poi logicamente ciclicamente in 6-7 anni poi questo zoccolo qua cambia, però sono sempre rimasti gruppi forti, coesi di ragazzi che si sono sempre impegnati come stanno facendo tutt'oggi per la maglia, per la società. Il calcio dilettantistico secondo me è cambiato parecchio in questi ultimi anni, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché diciamo che è salita molto soprattutto la parte tattica e tecnica, perché ci sono tanti giocatori molto molto forti e allenatori molto molto bravi e molto preparati, per questo che si è alzato molto il tasso tecnico a livello dilettantistico. Io soprattutto parlo del nostro campionato di prima categoria. Ok, allora noi siamo qui a fare dei discorsi, ma in realtà si stanno allenando. Ti chiedo se brevemente ci descrivi questa parte di allenamento, cosa stanno facendo. Ma guarda, questa parte di allenamento il mister gli ha fatto fare all'inizio dei lavori sui 100 metri, sul fondo, e poi delle serie di situazioni per tirare in porta, per creare situazioni per poter fare gol, visto che noi ultimamente che sotto porta pecchiamo, e adesso la sta chiudendo con una ripartitella, perché poi mercoledì sera siamo impegnati per la Coppa Liguria, quindi l'allenamento non deve essere molto pesante, Ecco, io appena ve l'ho detto hanno smesso di fare l'esercizio che stanno facendo, quindi è stato siamo stati particolarmente sfortunati, e per il momento da qui è tutto. Se non ci sono domande da studio vi lascio la linea. Riprendiamo la linea e vediamo questo bel campo a San Martino a Cogorno. Luca, durante il collegamento c'era una notizia. Vai Matteo. Deve dire una cosa. Di pallanuoto. Di pallanuoto, No, visto che parlavate di pallanuoto, pensavo che fosse una cosa positiva. Un ragazzo di Lavagna ha esordito in A1 a 15 anni contro il Savona ieri, che è Gregorio Pianezza. Insomma, visto che parliamo di sport locali, col quinto. Sì. Allora facciamo un applauso a Gregorio. Gregorio si era già distinto negli anni passati nelle giovanili, e quindi il fatto che abbia esordito in A1 adesso a 15 anni senz'altro è un buon segno per il futuro. Andrei, Luca, a vedere un po' il servizio che abbiamo fatto alla SD Mauri Sport, e che andiamo a conoscere i 2 campioni del mondo, Dima e Nicole. Giusto Giulio? Benissimo. Due settimane fa in Varna, in Bulgaria, abbiamo conquistato questo titolo nella categoria Show Dance, che è una categoria molto prestigiosa in quanto ogni coppia può presentare il suo spettacolo personale, quindi scelta degli abiti, scelta della musica e una coreografia studiata apposta per ogni ballerino. E alle spalle vediamo gli allenamenti, ma non è di questa specialità. No, questo che si vede indietro da noi è la specialità di latinoamericano, la disciplina di danza sportiva. Abbiamo i nostri allievi che si stanno preparando per le prossime gare. Questo corso che è indietro a noi è il corso proprio della preparazione agonistica.
E com'è nata questa passione per questa specialità della danza? Sì, io essendo moldavo ho iniziato il corso di ballo in Moldavia fin da piccolino, quando avevo 7 anni, era l'unica attività che si svolgeva su quel territorio lì, c'era anche il calcio, però non mi appassionava tanto il calcio e mi sono buttato in questo bellissimo mondo di danza sportiva e fin da piccolino ho iniziato a fare anche l'agonismo, le prime gare e ovviamente andando avanti in questa direzione qua ho scelto anche di buttarmi anche nel mondo di insegnamento, ovviamente di dare questa passione anche alla generazione nuova, diciamo. Ma è nato prima l'amore e poi il ballo o viceversa? Prima ci siamo messi insieme come ballerini, perché noi abbiamo iniziato a ballare insieme nell'inizio del 2020, a febbraio, e poi col tempo, passando tante ore insieme per allenamenti, per lavoro, è nato anche l'amore. Diciamo che ovviamente passando tante ore dentro la palestra, viaggiando sempre insieme, siamo stati quasi sempre 24 ore insieme. Ovviamente la vita ti porta in questa direzione qua, poi ovviamente la Nicole è la ragazza più bella del mondo, è difficile non innamorarsi di lei. È anche la più bella, la più brava ballerina. Ovviamente, ora è anche confermata, è la campionessa del mondo, quindi siamo i campioni del mondo. Allora, ancora complimenti, ma rimaniamo sul tema perché... Siamo qui con Gabriele ha 11 anni e balla da 1 anno e mezzo. Tu balli il latinoamericano ma balli anche standard, mi hai detto prima. Cos'è lo standard per molti che non sanno appunto cosa sia? Praticamente gli standard sono dei balli tradizionali, come si può dire, tipo il valzer, il tango e il quickstep, poi c'è anche il valzer viennese, però io so soltanto ballare il valzer, il tango e il quickstep. E quando sarà la prossima gara? Il 16 di dicembre a Merano. E pensi che andrà bene? Sì. Dimmelo un po' più sicuro, di un bel sì. Sì. Allora andrà benissimo. Bene, andiamo nuovamente alle Mimosa Sesti Levante. Marco ha in mano la racchetta di padel, uno sport che negli ultimi 10 anni è proprio esploso. Sì, ha avuto una crescita esponenziale durante il periodo del Covid, perché se ricordate bene, durante il periodo del Covid si potevano fare 4 cose: o portare in giro il cane, o girare intorno alla casa, o giocare a tennis o giocare a padel. E da lì la crescita è stata incredibile, perché tutti hanno potuto provare questa disciplina che è un pochettino più semplice del tennis sotto certi aspetti, anche se io non la collego tanto al tennis, nel senso che io penso che padel e tennis siano 2 sport diversi. Personalmente l'ho provato a fine 2017 tramite amici, e tra l'altro la coincidenza è che la prima ora di padel io l'ho fatta con Matteo Menini, perché col vostro allenatore, perché 2 amici in comune ci hanno invitato a Genova Cristoforo Colombo e ci hanno a tutti i costi pregato di provare questa nuova disciplina. Io l'ho iniziata e finita quel giorno lì. Matteo l'ha finita lì. Io invece mi sono appassionato perché mi è piaciuta, poi ho continuato a fare delle ore a Genova. Perché forse tutti, non so se hanno in testa proprio il gioco, no? È molto simile diciamo al tennis, però ci sono le pareti che che aiutano il gioco, in quanto la palla può essere recuperata dopo rimbalzo sulle pareti posteriori e laterali. Marco, è un po' più semplice del tennis? Secondo me sì, perché ha un grossissimo vantaggio che è il servizio dal basso. Cioè il servizio dal basso è una cosa che rende il padel, da subito c'è la possibilità di fare una partita, perché nel tennis ad esempio c'è bisogno di 4-5 mesi di lezioni per imparare il servizio dall'alto.
Invece nel padel proprio questo servizio dal basso, tipo un diritto, è molto più semplice, quindi è molto più immediato. Ma Gloria, tu uno sport lo farai, no? Non ti potrebbe venire in mente di giocare a padel? Guarda, io ci ho provato qualche volta, ma non fa per me. Non ci acchiappo tanto, quindi ho detto una volta mi sono tirata la racchettata in testa, quindi direi che... Io invece volevo chiedere un po' i materiali, di cosa sono fatti queste nuove racchette, perché noi eravamo abituati alla racchetta di legno di una volta, del tennis, esatto, ormai siamo avanti. Diciamo che l'evoluzione ha toccato anche il padel, l'evoluzione tecnica, e questa racchetta qua è una Adidas Carbon, quindi full carbon, e la forma è quella a diamante, perché ci sono 3 forme di racchetta, c'è la diamante, la tonda e la goccia, e questa diciamo è una racchetta soft, quindi il materiale comunque di composizione è un materiale non troppo rigido, che serve a me personalmente per fare le ore di lezioni, quindi per non affaticare troppo il braccio. Bene, poi abbiamo ancora lo Questa è la pallina, che come potete vedere è diversa da quella del tennis. È diversa solo per una questione di pressione atmosferica, nel senso che è una pallina del stesso diametro della pallina da tennis, stessa composizione, quindi il velcro, e l'unica cosa che è 2 atmosfere. Ma scusa, stiamo inquadrando quella sul... Questa qua è quella da tennis. Questa è da tennis, quella in mano che hai tu. Quella che è in mano è la pallina da padel, e è 2 atmosfere più sgonfia della pallina da tennis, quindi creata apposta per attutire un pochettino lo shock sull'impatto. C'è ancora qualche combinazione, Matteo? O i maratoneti? Matteo maratona niente. Tommy l'altro che giocava a paddle con noi, l'altro allenatore. Vabbè, la prossima volta viene a fare una corsetta con noi. Bene, poi andiamo a scoprire Matteo cosa ha fatto da giovane anche lui. Ritorniamo un pochino, Giampaolo, insomma, sui tesserati, sulle prospettive un pochino anche delle maratoneti. Il prossimo anno, dici? Sì. Sì, dunque il 2024 sono sempre cresciuti, no? Sì, in questi ultimi anni sono cresciuti i tesserati, perché evidentemente c'è piacere, c'è voglia di correre, ma soprattutto di stare vicino a una società sportiva che ha ambizioni, che ha idee, che ha nell'intenzione di fare appunto dei nuovi eventi. Vediamo che tutte le volte che facciamo delle gare tante persone si avvicinano a noi e si incuriosiscono, quindi questo per noi è un'occasione in più per cercare di essere sempre presenti sul territorio, del motivo per il quale il prossimo anno probabilmente da 3 eventi, 3 gare, passeremo probabilmente a 4 gare durante l'anno, ma soprattutto quella di novembre, lo possiamo già anticipare, quella del 1° di novembre sarà una gara FIDAL, vuol dire che sarà una gara che la Federazione Italiana riconosce come distanza e come gara ufficiale sui 10 km. Quindi è un evento che diventa importante per noi in termini di gestione dell'evento, diventa più importante perché arrivano più persone a Chiavari per partecipare a questa gara, e perché in questo modo sia Chiavari, ma soprattutto i maratoneti del Tigullio, continuano ad avere più visibilità, e questo è il nostro abbiamo obiettivo. Abbiamo visto delle immagini che erano lungo il Fiumentella, giusto? Sì, questa è la partenza dell'ultima gara, siamo sul lungo fiume lato Lavagna, sì, esatto, è la partenza del 1° di novembre di quest'anno, è un percorso che si snoda su tutto il tratto del lungo Entella, quest'anno è arrivato al Lido, poi lungo Passeggiata Mare di Chiavari e l'arrivo dalla Piazza del Porto. Ecco, una gara come questa quante eravate? Perché si vede tanta gente. Più di 400 persone insomma. Cioè anche la gestione di tutto non è certo, diventa, per quello che dicevo prima, importante che con questi numeri ci sia alle spalle una società, se c'è alle spalle un gruppo, un consiglio direttivo, ma tutti i volontari che sono in questo caso una quarantina di persone che danno la loro disponibilità in quella giornata, e non solo, perché comunque le iscrizioni, abbiamo creato un nuovo sito, c'è tutta una pagina social nuova che è stata creata apposta per questi eventi, per poter comunicare il meglio possibile, quindi è tutto un lavoro che viene suddiviso
tra di noi per cercare di avere risultati Ecco, per migliori fare queste manifestazioni bisognerà prendere permessi, non sarà semplice, no? Assolutamente, soprattutto riferendomi a quella della omologazione FIDAL del prossimo anno, abbiamo dovuto fare un anno prima, cioè adesso per il novembre dell'anno prossimo. Ma poi quando si è in una gara un po' più semplice, comunque i comuni hanno i loro tempi ed è giusto che sia così per una questione di sicurezza soprattutto, per cui soprattutto quella è quella che ci impegna particolarmente di più. Adan. Allora, Adan corre da 5 mesi, mentre Omar ormai può essere definito un veterano della corsa. Intanto chiedo a Omar, hai dei consigli da dare a persone magari come Adan o altre persone che vogliono intraprendere questo percorso e comunque iniziare a correre? Io ho iniziato a correre, consiglio da lui di allenarsi, di riposarsi, di mangiare bene, perché lo sport fa bene per la salute. Io quando vado a correre mi sento proprio rilasso, mi sento piacere che non posso respirare bene. E poi ho incontrato Giuliano, mio amico, che mi ha convinto di correre, di farsi delle gare, e sono proprio contento. Allora, dal veterano io passerei invece a Adan, che ha scoperto questo sport, questa attività da poco tempo. E come mai hai scelto la corsa? E prima facevi altri sport riguardanti la corsa, oppure comunque come è nata questa passione? È nata io quando ero piccolo, giocavo a calcio. Quando sono arrivato nel 2016 qua in Italia anche giocavo, e ho smesso nel 2017. Ho diventato un arbitro di calcio, dopo ho visto questo qua, ho detto allora faccio atletica. La prima gara era Campo Liguri, ho conosciuto Omar e Giuliano e mi hanno detto siamo una squadra di Chiavari, Guido Liguria si chiama, Maratonetti di Liguria, scusa, se vuoi unisci la nostra squadra. Era una cosa per me molto mi fa piacere e adesso sono qua con loro dentro. E come sta andando? Ti senti che stai migliorando pian piano? Sì, stavo migliorando a settimana, quando alla settimana faccio 60 km, parto a Raballo, centro a Raballo fino a Portofino. 43 minuti ci metto 10 km, ci metto 40 minuti, centro pieno di gente. Complimenti allora. Allora, prima di collegarci a Cogorno, Luca, hai un servizio da lanciare? Avete fatto una manifestazione? Ieri c'era il trofeo Città di Rapallo dedicato al Master di nuoto, e all'interno di questa manifestazione il Comune di Rapallo e la Società del Rapallo Nuoto appunto hanno voluto premiare un loro esponente, quel ragazzo di 80 anni, Salvatore Deiana, che noi abbiamo già conosciuto eccetera, che però continua a ottenere risultati alla sua età veramente importanti. Ecco, quindi ricordiamo che ha record italiano sui 200 metri, sugli 800 metri stile libero e sui 1500 stile libero in vasca, ha svariati titoli europei con le staffette, e poi continua a lui piace anche moltissimo, anzi più della piscina, al mare, ed estate quando può compie delle imprese in mare non da poco. Quest'anno ha fatto record della traversata di Messina per la sua categoria di età, la traversata dello Stretto di Messina, e poi ha compiuto anche un'altra impresa che è quella dall'isola di Carloforte all'isola, adesso non mi ricordo più, però ce lo dirà lui nel servizio. Ecco, bravo. Lo lanciamo e via. Benissimo. Siamo con Salvatore Deiana alla piscina di Rapallo per il trofeo Città di Rapallo per i Master Nuoto. Salvatore, che questa mattina ovviamente ha gareggiato, ha ricevuto però un premio, un riconoscimento per tutte le imprese sia in piscina che in mare che riesce a compiere. Ecco, un ragazzino di 80 anni. Allora Salvatore,
Sì, è stata davvero una bella esperienza quella di quest'anno. Giusto nell'anno degli 80 anni ho fatto tante cose, tanti record nel 1500, negli 800, nei 200 stile. Poi la traversata dello stretto di Messina in un tempo strepitoso per me, in 48 minuti. Poi Dulcis in Fundo, il primo ottobre, ho fatto la doppia traversata Porto Scuso, Carloforte e ritorno per un totale di 13 km di bracciate. In un tempo anche questo abbastanza straordinario per una persona che ha raggiunto gli 80 anni, l'ho chiusa in 4 ore, per cui non posso. Poi ora questo premio che la mia squadra, il comune di Rapallo, mi ha voluto premiare, che naturalmente dedico a tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato e supportato in tutto e per tutto. La prossima impresa, ecco, perché non sei certamente il tipo da fermarti, anzi cerchi sempre di raggiungere nuovi traguardi, nuovi successi. Ma per ora la stagione è appena iniziata in vasca e quindi i prossimi obiettivi sono i campionati regionali a febbraio a Genova e poi per le acque libere ci devo ancora un po' pensare, ma penso che se la salute mi dà una mano qualcosa combinerò e vedrò un po', sicuramente farò diverse gare in mare. Allora mi dicono che c'è pronto l'altro collegamento da Cogorno, diamo la linea a Giacomo e ritorniamo con i saluti. Sì, Roberto, siamo qui sempre al campo con Franco Montemarano, che è l'allenatore della Cogornese. Allora, intanto avete a breve, mercoledì, un nuovo impegno. Cosa in Coppa? Cosa ti aspetti? Come ci arrivate? Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, mercoledì abbiamo subito questo impegno con la panchina che poi ci rigiocheremo di nuovo sabato in campionato e lo affronteremo cercando di dare il massimo, cercando di comunque ci teniamo perché è una competizione comunque che ci siamo guadagnati fino all'arrivo fino a questo punto, quindi è giusto onorarla. Disputeremo la solita partita cercando comunque sempre di vincere, sempre di proporre il nostro gioco e poi accetteremo tutto quello che dirà il campo, ecco, senza problemi, come è sempre stato e come sempre deve essere. Che gruppo hai quest'anno? Sentivamo prima dei dirigenti un gruppo numeroso dal punto di vista, diciamo, comunque caratteriale, del fatto comunque... Ma è un grande gruppo, un gruppo fatto di grandi giocatori, tra i quali io alcuni li conosco bene perché sono stati anche dei miei compagni di squadra e quelli nuovi sono giocatori e persone stupende. È un gruppo omogeneo, un gruppo che ha anche tanti ricambi. Peccato che in questo momento sono venuti un po' meno perché abbiamo un po' di infortuni in corso e stiamo facendo un po' fatica appunto a rimpiazzarli, però aspettiamo che rientrano un po' tutti, che così almeno poi possiamo ritornare un po' quella cogornese che si è vista un po' all'inizio dell'anno. Buona fortuna per le prossime partite. Qui Roberto, diciamo che fa molto freddo da un po', infatti che i giocatori giustamente sono andati a farsi la doccia, ha iniziato anche a piovere, quindi noi ringrazieremo la Cogornese per l'ospitalità e saluteremo anche chi ci sta seguendo da casa e voi da studio. Sì, va bene Giacomo, no, ma Cogorno si sta bene, non c'è freddo, dai. Benissimo, allora ci stacchiamo. Allora, grazie per il collegamento a Giancarlo Aurora e appunto Giacomo Rizzi. Ritorniamo a parlare di calcio, abbiamo anche un genitore, vediamo un po' com'è con l'Under 11, con i genitori. Il nostro portiere, lui è Davide. E allora, prima abbiamo un po' parlato con Davide e mi ha detto che la scorsa giornata di campionato non è andata troppo bene. Però ti chiedo, contro chi giocherete la prossima e qual è il vostro obiettivo per la prossima partita? Giocheremo contro il Sori e il nostro obiettivo è vincere.
E, vabbè, dritto al punto è andato Davide. E tu ti ispiri a qualche calciatore? Qual è il tuo portiere preferito? Alisson Becker. Alisson, e farei come lui questa settimana contro il Sori? Spero di sì. Spero di sì. Allora, bravo Davide, facciamo un applauso a questo nostro portiere. Adesso invece passiamo la palla a un genitore, lui è il genitore del papà di Emiliano, e a lui chiedo come è nata la passione, cioè tu sei tifoso di calcio, appassionato di calcio, hai invogliato tu Emiliano a intraprendere questo sport, è stata una sua scelta? Ma non ce n'è stato bisogno, mi è sempre piaciuto stare con la palla in casa o al parchetto, quindi è stata una cosa abbastanza normale, non è che gli abbiamo mai detto vai a giocare a pallone, è stato così e basta. E sfatiamo un mito, come sono i genitori sugli spalti? Sono più carichi dei figli oppure ve la battete? Beh, dipende, c'è chi è più calmo, c'è chi è meno calmo, però sì, sicuramente... Per i figli si fa tutto. Sì, non è il fatto di fare tutto, ci sono sicuramente delle situazioni che vanno un po', affrontate con più tranquillità, magari, basta. Giusto, giustamente. Un applauso al papà di Emiliano. Allora, dal calcio andiamo un pochino in un campo da squash. Marco. Sì, al Centro Sportivo Le Mimose esiste un campo da squash dal 1996. Quella è la racchetta? Questa è la racchetta Prendi da un po' squash. quella del tennis, è tanto diversa? Sì. Sì, allora, oltre ovviamente al piatto corde che si diversifica, soprattutto una questione di peso, perché la racchetta da squash ha un peso di circa 130-140 grammi, mentre le racchette da tennis, pur essendo più leggere negli ultimi anni, però siamo sui 300 grammi. Lo squash esiste dal 96, ha avuto un ottimo periodo negli anni 90, poi pian pianino è un po' calato in Italia. Noi abbiamo una società. Ecco Marco, scusami, sembra in una gabbia quasi. Sì, è in una stanza, con 3 pareti, quella frontale che è il muro maestro, dove la pallina deve sempre rimbalzare e si determina se la palla è buona o out, e poi ci sono le pareti laterali e il vetro posteriore che anche qua aiutano il gioco. Nel senso lì come si fa a punto? Allora, praticamente il punto si fa, si colpisce la palla alternativamente una persona a testa fino a quando la pallina non fa 2 rimbalzi per terra, cioè al secondo rimbalzo finisce il punto, o se no la pallina è out, nel senso sopra o sotto le linee di demarcazione. Ecco, mi è andato ancora un po' in primo piano il campo. Ecco. Poi ci sono quei 2 quadrati, cosa servono? I 2 quadrati sono i box del servizio dove praticamente bisogna stare fisicamente per iniziare lo scambio, quindi col servizio, poi con la risposta al servizio. Dalle nostre parti Allora, noi abbiamo vissuto un ottimo periodo negli anni 90 con l'esplosione dello squash in Italia. Poi pian pianino si è un po' affievolito il movimento. Abbiamo una società a Sessi Levante che si chiama Mondo Squash Sessi Levante, nato da una costola di Mondo Squash Riccione. Il presidente è Alessandro Ventrice e poi i consiglieri sono Andrea Dini e Daniel Brusco. E sono dei ragazzini terribili di over 35 che l'anno scorso hanno vinto i campionati italiani veterani, quindi hanno avuto anche ancora adesso degli ottimi risultati. Però nel 2028 lo squash finalmente diventerà uno sport olimpico, quindi spero che si riprenda un attimino.
anche se devo dire che la crisi è solo italiana, al nord Europa giocano ancora tantissimo. Ecco, la pallina, visto che abbiamo parlato... La pallina non l'ho portata, Roberto, però è ancora diversa, nel senso che è una pallina molto più piccola di quella da tennis, diciamo simile alla pallina da ping pong, ed è in gomma di caucciù ed raggiunge delle velocità notevoli. Giuliano, Giampaolo. Avete mai giocato a tennis o questi sport che spiegava Marco? A 20 anni, durante il periodo universitario, giocavo in un campetto che c'era a Rido, dove adesso hanno fatto dei parcheggi. Matteo, e tu? Anche tu tennis? No, tennis no, mio papà faceva il maestro di tennis, quindi ho iniziato che giocavo a tennis. Sì. E poi tu? ho fatto una scelta. Ma allora, raccontaci Ho sbagliato, un po'. dovevo giocare a tennis. La tua carriera da calciatore, hai giocato a calcio da giovane, no? Sì, un po' ho giocato a calcio. Sì, Racconta un po' in un telegramma la tua carriera da sportivo. Sono partito, sono cresciuto nell'Entella da ragazzo, ho esordito nell'Entella che avevo 15 anni, con Baveni, poi sono stato al Genoa e poi l'Entella in quell'anno lì è fallita perché ho preso gli anni con Ciancilla. E ho fatto poi un po' di anni a Lavagna in Serie D con Compagnoni, poi dovevo fare una scelta, o fai il professionista e stai in certe categorie o se no inizi a lavorare. Sono sceso di categoria, sono andato nel Riva e poi avevo problemi alle caviglie, ho smesso a 26 anni, 27 anni. E poi ti sei dedicato e ti dedichi ai ragazzi. Sì. Per sfortuna loro, sì. Bene, dai, facciamo un grande applauso a Matteo. Insieme a Marco Abati, dirigente. Forse sei già stato, Matteo, dalle nostre parti in tutti questi anni. Mennini era un nome, perché giocavi. Solo un flash per dire che il tuo impegno da dirigente, ma fai anche l'arbitro per passione. Sì, perché sono molto importanti, ne parleremo con l'associazione del comitato di Chiavari. Diciamo che l'arbitrare è stato più che altro una conseguenza al fatto che gli anni avanzavano e non potevo più giocare a pallone, sono passato dalla parte opposta. E fare l'arbitro è stata un'idea che ho avuto diversi anni fa, perché già prima di loro facevo parte del centro sportivo del CSI, nel quale organizzavo anche la Junior Team Cup con i ragazzi, che li portavamo anche a Roma a fare le finali, a Genova a fare le finali nazionali, e da lì diciamo che è stato un susseguirsi di fai l'arbitro, ti chiamo, quindi perché gli arbitri purtroppo è una categoria nel calcio soprattutto un po' a rischio, diciamo, un po'. Però ne parleremo, complimenti, bisogna, insomma, se non ci sono gli arbitri non si può nemmeno giocare, perciò eri bravo, come ti lamentavi degli arbitri, Matteo? No. Vedi? No. Vabbè, gli insegni di essere rispettosi. Quello sicuro. Bene, salutiamo anche Giulio della SD Maurisport. Non ti ho chiesto la tua specialità, tu quale danza, ballo fai? Balli latinoamericani, che sono 5, cha-cha, samba, rumba, jive e paso doble, e ognuno ha diverse velocità, diversi passi e diverso ritmo. Quale ti piace di più? A me piace più il jive perché è molto, cioè ci metto molta energia e ci sono delle musiche del jive che sono molto accattivanti. Bisognerebbe un po' capire, perché lo sai te cos'è il jive? No, ma infatti quando prima abbiamo intervistato l'altro ragazzo appunto di ballo, mi ha detto balli standard, io ballo standard, pensavo fosse quello ballo standard, così invece no, c'è tutto un mondo dietro da scoprire, quindi è molto interessante. Intanto, se prepariamo anche dalla regia, lo diciamo in diretta, Guido, che sei dalla squadra mobile, probabilmente se vai sulla sinistra così li facciamo ballare qua davanti, ti prepari dall'altra parte. Bene, tanto facciamo il giro. Bene, allora ci saluti tutti quanti alla SD
Mauri Sport, voglio ricordare Roberta e Maurizio che sono un po' i fondatori, no, del Civita e Mauri Sport, e questi bei risultati, abbiamo visto anche tanta gente, insomma molto bene come e soprattutto questa grossa vittoria che ha avuto Dina e Nicole. Salutiamo i maratonetti del Tigullio. Quando è la prossima manifestazione, Giampaolo? 19 maggio, la marcia di Chiavari. Domenica 19 maggio. Bene. Ci si può già iscrivere? Sì, sì. Ah, ci si può già iscrivere, perciò gli appassionati sanno già però, tutto. sì. Ti aspetto. Potremmo fare il gruppo Telepace. Ah, beh, no, perché no? Certo. Magari, insomma. Cercheremo di arrivare primi tra gli ultimi, c'è sempre un obiettivo. Non guardare. Chi devo guardare? Io correre. La Gloria. Sì, vabbè, allora. Ti aspettiamo qua noi, lunedì sera. È una distanza giusta, siamo sugli 11 km, quindi anche per chi vuole, come dire... Anche camminare semplicemente. 11 km si può fare, si può fare. Distanza per renderci conto, 11 cos'è? Chiavari Sesti Levante, più o meno? No. Un po' di più. Un po' di più. 7 km. Un po' di più. Chiavari, Riva Trigona. Riva Trigona. Sì. Esatto. Allora, vediamo un po' se dalla regia abbiamo tutto pronto, i ballerini se partono qua davanti, se sentiamo la musica, eccoci. Intanto che si preparano diamo due notizie di vela veloci. Si è svolta la seconda giornata, la seconda prova del campionato invernale del Tigullio, un bel vento, una bella tramontana sui 25 nodi sabato che ha messo a dura prova gli equipaggi, quindi un campionato invernale. Domenica invece un po' meno vento, però comunque regate sempre appassionanti. Queste sono immagini della prima prova, ecco, non di quella di questa settimana. E c'è da dire anche che oltre che nel tennis, nelle moto, nel ballo eccetera, stiamo ottenendo dei grandissimi risultati nella vela oceanica, perché abbiamo avuto 2 vittorie prestigiosissime, una nella Mini Transat di Simone Rosetti e una di Beccaria con la Grande Pirelli nella Jacques Weber, che è la regata per 2 persone con questi nuovi tipi di barche che tra l'altro alcune di queste imbarcazioni vengono costruite a Genova, quindi cercheremo poi di arrivare a questi cantieri, diciamo questo tipi nuovi di barche con queste prue arrotondate che sembrano più dei grossi gommoni che barche a vela, ma questo avremo modo poi di parlarne con gli esperti, ecco. E con qualche ospite esperto, esatto. Bene, allora Gloria, vogliamo presentare, abbiamo già presentati, ma che cosa faranno? Allora, Lucia e Lorenzo ci faranno vedere un pezzo di Jive. E volete spiegarci un attimino come funziona questo ballo? Il ballo Jive è il più veloce delle danze latinoamericane. Ora lo vedremo. E quindi adesso diciamo che vedremo la loro esibizione, quindi prego. Bene,
Salutiamo tutti insieme Luca e Gloria. Grazie, salutiamo i maratoneti, la SD Mauri Sport, la Virtus Entella, il centro sportivo Le Mimose di Sessi Levante. Gloria, ti sei divertita? Tantissimo, poi ho scoperto questa nuova disciplina, questo ballo, il jive, molto, molto energico, molto, molto bello. Sono stati tanti sport questa sera. Luca, l'appuntamento allora lunedì prossimo. Lunedì prossimo, ovviamente. È tutto, grazie e buona settimana. Buona serata.